Proseguono le vaccinazioni con dose booster nelle case di riposo della provincia di Padova. All'OIC ha ricevuto la terza dose l'80% degli anziani ospiti. Solo il 4-5% non ha aderito, gli altri stanno aspettando che trascorrano i 180 giorni indicati. Proseguono i test cadenzati con tamponi rapidi di terza generazione e per ora continua anche l'incontro con i familiari. Diversa la situazione a Conselve, la struttura è sotto attento monitoraggio da parte delle autorità regionali, come spiega Manuela Lanzarin, assessore alla sanità. La situazione è sotto controllo. A ieri eravamo a 64 ospiti positivi e 11 operatori positivi. Fortunatamente sono la maggior parte, la maggioranza pauci sintomatici o asintomatici, quindi tutto sommato stanno bene, sono gestiti in loco all'interno della struttura e vediamo che si negativizzano anche con molta velocità. Ci sono solo 2 persone che sono state ricoverate, ma in area non critica, non in terapia intensiva, quindi questo ci fa ben sperare e questo è anche testimonianza come la copertura vaccinale effettivamente funzioni, dia sicurezza, ma faccia sì che se la persona incontra nuovamente il virus, la persona insomma dovesse infettarsi, ha un decorso meno invasivo e meno grave.